internazionale, criminalità internazionale, malattie, quelle che si parlano nel mondo. Insomma, c'è un mucchio di cose, scusatemi per questa espressione, che dobbiamo discutere, ma è molto onesto. Ripeto ancora una volta che questa proposta non va contro qualsiasi organizzazione militare o politica. Ciò che dico sono già i punti chiave del concetto della politica estera della Russia, che è un documento scritto firmato dal Presidente nel 2008. Riprendo un po' tutto quanto si diceva prima del 2008, naturalmente. E adesso sarebbe logico passare ai rapporti tra l'Italia e la Russia, perché l'Italia fa parte di tutte le organizzazioni europee